saluto a tutti amici di Bella Sicilia e oggi vi voglio fare vedere come costruisco il mio marranzano. Io parto da un pezzo di ferro e un quadralino da mezzo centimetro per poi ricavare una U e iniziare a dare la forma che poi delineerà la cassa, perché questa si chiama cassa del marranzano. E quando raggiungiamo questa forma inizio a prendere i miei attrezzi preferiti, che sono delle lime. La prima fase è sulla morsa. In pratica metto questo attrezzo che mi serve da fermo per la piegatura. È una dima ferma. E in pratica mettendo la barretta di ferro che si incastra, facendo leva, inizio a piegare il marranzano. Inizio a piegare la barretta di ferro che poi diventa marranzano. E creo la prima U. In questo modo, in modo semplicissimo. Quando si raggiunge la forma giusta, blocco di nuovo nella morsa e inizio con le lime a dare le punte. E questo è un lavoro che faccio per la maggior parte del tempo. Mi impiega la maggior parte del tempo della costruzione della cascia. Il marranzano è costituito anche dalla lamella che passa nel corpo centrale e produce la vibrazione che provoca il suono caratteristico. E dopo un po' di tempo a limare arriviamo a questo punto. Questo è il risultato. Già la cascia del nostro marranzano è delineata. Adesso dobbiamo fare la lamella centrale, che è quella che realmente dà il suono al marranzano. Questo è un acciaio definito acciaio tenero, che viene piegato e mantiene la sua forma. Per la lamella invece devo usare un acciaio cosiddetto armonico, cioè che ha un'elasticità e un ritorno, in modo che una volta che viene pizzicata vibra. Quello lo ricavo da altro materiale, deve essere armonicizzato, quindi deve avere una tempera specifica. Siccome io faccio tutto con materiale di recupero, specialmente il mio modello di marranzano, che non è il tradizionale, questa diciamo è un'evoluzione del marranzano siciliano, infatti lo costruisco solo io. In pratica uso quello che ho negli anni reputato il miglior materiale per costruire questa lamella, ed è un acciaio che proviene dalle molle per le saracinesche, le molle delle serrande, che hanno una tempera perfetta per arrivare a costruire a pinnedda in siciliano, a pinnedda che sarebbe la lamella del marranzano. Che non è che questa, la molla delle saracinesche. Da questo materiale che ha un'armonicità io vado a ricavare questo spadino, chiamato così. Da questo spadino si ricava la pinnedda del marranzano. Ora si deve raffinare un pochettino, si raffina con un sistema che mi sono inventato io. Aspetta, dillo di nuovo, dillo, via. Ora, l'ultima fase per ora è ancora grossolano, devo raffinarlo ulteriormente e lo raffino con un sistema che ho creato io, che adesso vi faccio vedere con la mia morsa. E per raffinare la lamella mi serve un attrezzo che mi sono creato io. Da una vecchia levigatrice ho preso la parte appunto quella che leviga e bloccandola sulla morsa e con l'ausilio di un trapano, grande amico mio pure questo trapano, perché non mi piace usare attrezzi pesanti, diciamo, mi piace usare in piccolo. Tramite l'ausilio del trapano, che mi permette di regolare pure la velocità, in pratica inizio questo lavoro qua.
lamella che abbiamo costruito si deve innestare al centro del marranzano. Viene in questo modo, che mi permette di bloccare la lamella al centro. Ora dobbiamo realizzare il ricciolo e questa piega alla lamella dritta, e questa si realizza grazie a una candela. Iniziando a riscaldare la parte che avevamo segnato. Ora ci vogliono quei 10, 15, 20 secondi. Devo riscaldare un punto preciso. Fino a quando non sta per diventare incandescente. A questo punto si gira e abbiamo ottenuto già una prima piega. Questa è la prima piega. Adesso dobbiamo fare questa parte qua, il ricciolo. La candela mi serviva per fare la prima piega, ora passiamo ai mezzi pesanti. Il fornelletto da campeggio. Fornelletto da campeggio che mi permetterà di fare il ricciolo. Ecco, questo è un po' più potente. Cioè, vediamo che sta diventando incandescente, perché per fare il ricciolo la punta deve essere rovente, deve diventare proprio rossa, incandescente. Già sta assumendo il colore, e allora quando arriva a questo punto si inizia a girare in questo modo. E voilà, e abbiamo fatto il ricciolo, la piega e il ricciolo. Adesso questa parte qui va un po' accorciata, però nella fase di accordatura dello strumento. Abbiamo costruito la cassa o cascia, il corpo del marranzano, e abbiamo costruito la lamella o la pennetta del marranzano. E adesso li dobbiamo unire. Dobbiamo fare una specie di unione, come la femmina e il maschio, che quando si uniscono fanno nascere un qualcosa di bello. E una volta che io metto su misura, lo appoggio su questa parte della morsa e abbasso queste due orecchiette per bloccare la pennetta. E adesso è quasi nato il marranzano. Ora lo devo raffinare con qualche colpo di lima e qualche colpo di martelletto, diciamo. Ora deve partire la macchina. A me piace un sacco lavorare pure il cuoio, e questo è un nastrino di cuoio che io metto ai marranzani nella parte posteriore in modo da proteggere pure la mano, e i miei marranzani si chiamano appunto acciaio e cuoio, che ripeto non è il marranzano tradizionale. Il marranzano tradizionale viene fatto in ferro battuto, viene forgiato sia la cassa che la lamella. Io ho trovato un sistema e lo uso perché fornisco musicisti. Ho trovato un sistema che mi permette di costruire strumenti che hanno delle particolarità sonore di tutto rispetto, e in pratica costano pure un po' meno.
E allora, adesso dobbiamo arrotolare nella parte posteriore il cuoio. Io ho un mio sistema e faccio incrociare. E poi solamente un piccolo nodo. E voilà, in modo da dare protezione alla mano. Il superfluo ora lo taglio, messo per proteggere, si mette per proteggere la mano. Ora l'eccedenza la tagliamo ed è nato un nuovo piccolo marranzano. Abbiamo impiegato 5 ore per costruirlo e questo è il risultato finale. Un marranzano. Dedicato a Bella Sicilia. Complimenti davvero, ed ora approfondiamo la tua grande passione. Francesco Galati, noi ti facciamo tantissimi complimenti a nome di Bella Sicilia, Grazie. di Onda TV, davvero complimenti per la tua grande passione e professionalità. Grazie, Ma grazie. come nasce appunto la tua passione? Allora, la mia passione nasce proprio da bambino perché è stato il primo strumento musicale che ho imparato a suonare. In pratica lo vedevo suonare, lo vendeva pure mio zio qua a una piccola ricevitoria tabacchi, lo vendeva pure mio zio e in pratica non me lo facevano suonare perché è uno strumento che in pratica si viene messo nella bocca, sulle labbra, può provocare qualche taglio alle labbra, alla lingua se uno non sta attento e quindi non me lo facevano suonare. Ad una chitarella andavo in prima elementare proprio, in prima elementare, l'ho visto su una bancarella e in pratica ne ho comprati un paio. Da quel momento non l'ho più abbandonato e lui non mi ha più abbandonato a me. Talmente è diventata potente la passione che mi ha portato a cercare di costruirli. I primi esperimenti sono risultati strumenti che non rendevano, ma ero giovane pure io. Con l'esperienza, un po' di studio, acquisendo, ho lavorato 1 anno e mezzo il ferro quando avevo 20 anni, 22 anni, e in pratica acquisendo, diventando padrone di alcune tecniche, mi è venuto molto facile costruirlo. Adesso io costruisco e suono i miei strumenti perché sono prettamente musicista pure, oltre che costruttore. E in pratica il marranzano, che dire del marranzano? È uno strumento antichissimo. Ci sono ritrovamenti reperti archeologici marranzani che hanno 4.000 anni. Sono stati ritrovati in Asia e perciò è uno strumento vecchissimo e antichissimo. Poi con l'arrivo dell'età del ferro si è iniziato a costruirlo in ferro perché prima era costruito in bambù. Con l'arrivo dell'età del ferro hanno iniziato a costruirlo in ferro, però la larga diffusione qua in Europa perché era sempre nei paesi asiatici che veniva costruito. Le zone che adesso si identificano come Tagikistan, Uzbekistan, Afghanistan, là era molto molto diffuso. E in pratica con il Medioevo si è iniziato a diffondere pure qua da noi in Europa, partendo proprio dall'Italia, dal sud dell'Italia, perché la Sicilia e il sud dell'Italia era un porto naturale e approdavano tutti i popoli che ci hanno portato e abbiamo mischiato culture e anche gli strumenti musicali. Dopo, qua in Sicilia ha avuto uno sviluppo da diventare strumento proprio della nostra tradizione perché lo suoniamo per accompagnare le tarantelle.
Dopo il Medioevo, la Sicilia e il Sud Italia hanno, come dire, acquisito un'identità musicale propria. E questa identità musicale si chiama proprio tarantelle, che inventammo la tarantella. E in Sicilia abbiamo iniziato a stare dappresso alle tarantelle col Marranzano, tant'è che si è sviluppata una tecnica per suonarlo, una tecnica di esecuzione molto virtuosa. In pratica pochi lo suonano come lo suoniamo alla siciliana, noi lo facciamo cantare. In altri posti invece lo suonano in maniera ritmica, come se fosse una percussione, statico, sempre boing, bim, bom, mentre noi lo facciamo cantare. E niente, è lo strumento che più mi ha appassionato, ma diciamo che mi piacciono tutti quelli della nostra tradizione siciliana e diciamo di tutto il Sud Italia. Il mondo quanto ama questo strumento? È conosciutissimo in tutto il mondo, io sono uno dei costruttori e faccio parte di un gruppo a livello mondiale. Siamo pochissimi, considerate che in Sicilia i costruttori si contano proprio su due mani, anzi a 10 non ci arrivano, a 10 non ci arrivano, è strumento siciliano. La maggior parte dei costruttori sono in Russia e Ucraina, due stati che in questo momento ci sono molti tafferugli e in pratica lo costruisce chi lo sa suonare. Logicamente rispetto ad altri strumenti che vengono costruiti in serie nelle fabbriche, ad esempio io conosco chitarristi, costruttori di chitarre, perché ho visitato una volta una fabbrica in Spagna, che però non sanno suonare la chitarra e loro possono costruire la chitarra perché viene costruita in serie, fanno un passaggio, un altro passaggio e costruiscono matematicamente la chitarra. Questo è uno strumento incerto, si deve provare man mano che si va raffinando. Solo chi riesce a suonarlo riesce a costruirlo bene. Tant'è che a seconda del livello di come lo suoni viene il livello di costruzione proprio del Marranzano. La gente, i giovani, i ragazzi vogliono apprendere quest'arte? Oddio, alcuni quando lo sentono rimangono estasiati, rimangono esterefatti dal suono e da tutto. Certo che il primo approccio è sempre significativo con questo strumento, essendo che si tiene in mezzo ai denti e si avvolge tutto con le labbra. Questa lamella, mentre viene percossa, può provocare qualche volta qualche piccolo taglio sulle labbra. A me, ad esempio, è successo solo sulle labbra, mai sulla lingua. E in pratica questo primo approccio è certe volte traumatico per chi vuole iniziare a suonarlo e quindi ci pensa due volte. Però una volta che parte il primo suono, il primo boing, in pratica si è invogliati a cercare quella progressione che ti porta sempre a suonarlo meglio. E noi ti facciamo tantissimi complimenti, grazie di cuore per questo tutorial davvero importantissimo. Grazie a voi, un saluto a voi magici amici di Onda TV e Bella Sicilia. Grazie! Condividete il video se ha suscitato particolari emozioni. E alla prossima, grazie Francesco! Ciao!